Non a caso è chiamata città presepe. Cammarata tornerà a splendere con le luci suggestive del presepe vivente che quest'anno taglia il traguardo della 12ª edizione. Grande successo di pubblico per la prima tranche della rappresentazione, che riaprirà i battenti domani, primo dell'anno, e il 3, 4 e 6 gennaio. Una manifestazione voluta e organizzata dall'Associazione Religiosa e Culturale Santissimo Crocifisso degli Angeli, col patrocinio del comune di Cammarata, guidato dal sindaco Vincenzo Giambrone e la giunta comunale. I pastorelli, gli artigiani ed i figuranti tutti daranno vita domani alla tradizionale rappresentazione sacra. Oltre a musiche tradizionali del Natale suonate dal vivo da artisti del luogo, potranno essere degustati prodotti tipici cammaratesi come formaggi che verranno preparati proprio all'interno del presepe davanti agli occhi curiosi dei numerosi visitatori. Sarà anche l'occasione per far rivivere gli antichi mestieri di una volta, per renderli conoscibili anche ai più piccini. L'Associazione Santissimo Crocifisso degli Angeli, che ha organizzato il tutto, ha previsto inoltre la riapertura dei mercatini del Natale, che tanto successo hanno già riscosso nelle giornate antecedenti il Capodanno. Appuntamento quindi domani per la riapertura del presepe vivente di Cammarata e i caratteristici mercatini del Natale. Gli eventi proseguiranno anche il 3, 4 e il 6 gennaio, dalle 17 alle 23.